Eccoci qua. Allora, questioni identitarie, specificità, insomma, vediamo insieme. Intanto il governatore della regione del Veneto, Luca Zaia, si è pronunciato al riguardo. Sentiamo insieme l'intervista. Entro fine anno il governatore del Veneto Luca Zaia spera di poter chiudere la partita per l'avvio della trattativa con il governo sull'autonomia del Veneto. Non c'è nulla di vietato, il Veneto può sognare di diventare come il Trentino. Per il presidente del Veneto Luca Zaia lo possono sognare tutte le regioni, non c'è nulla di vietato perché il Parlamento può decidere di modificare la Costituzione come vuole, l'importante è avere i numeri. Il presidente del Veneto lo sottolinea a Palazzo Balbi, sede della Giunta, commentando il risultato del referendum sull'autonomia. Noi ovviamente chiederemo tutte le 23 competenze, ha sottolineato Zaia. Il nocciolo del referendum ovviamente riguarda l'applicazione degli articoli della Costituzione e quindi la possibilità di avere le 23 competenze e ovviamente il federalismo fiscale conseguente. I nostri tempi saranno veloci, io penso un paio di settimane, se ci sarà collaborazione immagino sì da parte del territorio avremo già le prime risposte, dopodiché si andrà in Consiglio regionale perché ricordo che la nostra legge referendaria prevede l'approvazione di un disegno di legge di iniziativa statale. La consulta sentirà tutti gli interlocutori del territorio, gli stakeholders, e ci permetterà di avere informazioni, di avere suggerimenti e pareri rispetto a quello che è il nostro disegno di legge, un disegno di legge che applica gli articoli della Costituzione dai 116 ai successivi. Noi non cerchiamo la rissa, cerchiamo la collaborazione, cerchiamo l'applicazione dei dettami dei padri costituenti e non solo a livello di regione, quindi di avere competenze. Guardi, noi siamo davanti a un governo assolutamente in carica, ha i pieni poteri per approvare una trattativa, per firmare un'intesa con la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, è un governo che è in grado di inviare alle Camere l'intesa e anche di chiederne l'approvazione. Dopodiché, se questo ci farà scavallare da una legislatura all'altra, ne prendiamo atto, però dire che questo governo non ha gli strumenti vorrebbe già avere un alibi per non trattare. Allora, Avvocato Morosin, cominciamo con lei, poi facciamo il giro di tutti quanti. Sì. La prima battuta è stata che il Veneto può sognare. Può effettivamente sognare, cioè auspicare a forme maggiori, non parliamo più di autonomia, perché poi il governatore si è spinto oltre, ha detto chiediamo lo statuto speciale e lì andiamo a capire anche se questa può essere stata una boutade per cercare di ottenere qualche cosa anche dal punto di vista fiscale, visto che gli era stato da subito posto un veto da chi rappresenta in qualche modo il governo, anche se vabbè, Ministro Martina non è... E Bressa. Diciamo, e Bressa E anche. Bressa. Oppure c'è qualcosa di più serio, si può effettivamente auspicare a tanto? Glielo chiedo anche come avvocato. Allora, partiamo dal dato politico intanto. Questo referendum fortunatamente è diventato il referendum del popolo veneto. Questa è la cosa bellissima. Io mi sento anche orgoglioso, pur avendo come obiettivo l'indipendenza, perché questo passaggio referendario non era nel programma di nessun partito che è in regione. Voi non ci credevate neanche tanto? No, noi è nato, ripeto, non era nel programma di nessuno in regione, questa è la cosa bella. L'abbiamo promosso noi dall'esterno con il referendum per l'indipendenza, siccome quello era un peso notevole gestire quel referendum, che è diventato poi la legge 16, hanno affiancato anche un referendum sull'autonomia. Ed è quello che è andato in porto. La Corte Costituzionale il 28 aprile 2015 ha giudicato dell'impugnazione del governo di entrambe le leggi, ha bocciato la legge 16 e il referendum sull'indipendenza, ha bocciato i 4 dei 5 quesiti sull'autonomia e ha lasciato quello appunto che siamo andati a votare domenica, che diceva vuoi che sia riconosciuta alla Regione Veneto attribuite anzi ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Il risultato sia partecipativo, che non è del 57,3, è molto di più se consideriamo che l'8,3% dei veneti è all'estero, quindi iscritti all'AIRE, quindi sommando un 60% di questo 8 avremo altri 5 punti circa, andremo al 63% dei partecipanti. Un risultato notevole, nonostante la poca informazione. L'esito per il sì è stato clamoroso, infatti a Roma sono rimasti allibiti, 98,1%, è un risultato enorme, eccezionale. Ha dato un po' fastidio, sì, si vede infatti il tema del giorno, oggi la stampa, la televisione, il governo ha mandato subito Gentiloni in Veneto, è chiaro che è una scossa politica. E proprio per questa ragione, anche noi che abbiamo puntato e puntiamo all'indipendenza, siamo a gioire oggi
e a sostenere compattamente i nostri rappresentanti regionali e chi andrà a fare la trattativa, e ha fatto benissimo la Regione ieri, in persona del Presidente, a rilanciare e a chiedere quantomeno uno statuto speciale. 98,1 non lascia mica dubbi interpretativi o speculazioni. È una risposta secca, decisa, compatta, unanime direi. Quindi lei dice, allora dopo le riformulo la domanda anche in termini giuridici, quindi lei dice politicamente ci sta tutto, e non solo, anzi ha fatto bene, ripeto, il Presidente della Regione a rilanciare sullo statuto speciale, che non è requisito referendario, ma l'ha detto chiaramente, proprio per dire all'interlocutore: guarda che c'è poco da trattare, perché il problema dovrebbe porsi, non trattiamo le 5-6 competenze delle materie concorrenti descritte dal 117. Il governo dovrebbe rispondere alla Regione, se fossi io al tavolo della trattativa: voi ritenete che noi, Regione Veneto, non abbiamo le condizioni politiche, organizzative, per gestirci le 20 materie che sono concorrenti e anche le 3 che sono esclusive dello Stato, però in trattativa possono entrare? Se ci rispondono di no, vuol dire che c'è un pregiudizio politico. Ecco perché ha fatto bene la Regione, in persona del Presidente, a rilanciare la richiesta del statuto speciale, che nasce come proposta di legge di modifica costituzionale. Certo, e dopo andiamo nello specifico, do a ciascuno la parola in modo che ognuno dice su, dopo entriamo nello specifico tecnico, molto semplicizzandolo per i nostri telespettatori. E tra l'altro anche lei è avvocato, per cui Federica Pietrogrande, prego. Sempre sulla questione, restiamo sulla politica, poi ci buttiamo più sullo specifico. Ma senz'altro il dato che emerge dall'affluenza al referendum è che il popolo veneto ha deciso e ha ritenuto che la richiesta di autonomia fosse un'esigenza di carattere trasversale, non attribuibile ad un singolo partito, bensì sentita da tutti i cittadini, ed è sicuramente un dato del quale il governatore ha tenuto presente formulando la richiesta di regione a statuto speciale. Ma è evidente questo perché quando il 98% di quasi un 60% del popolo veneto dice a gran voce, andando alle urne, benché in un periodo storico in cui il voto è considerato quasi una perdita di tempo, quando, dicevo, in questo contesto i veneti non solo spendono il loro tempo per andare a votare, ma lo fanno in maniera compatta e trasversale, è un segnale del quale il governatore non poteva non tener conto, e trovo che sia l'origine per cui a questo punto ha ritenuto necessario anche intavolare una trattativa più ampia, perché la risposta non è una risposta tiepida di una regione che dice beh sì, insomma qualche forma di autonomia la vogliamo. È stata una risposta veramente epocale, io trovo. Non ve l'aspettavate così ampia? Avevate delle reticenze? Ma noi l'abbiamo sempre ritenuto auspicato ovviamente. Il problema in questo senso si è posto perché da sempre, quando la Lega o comunque il governatore riteneva di interpretare il sentore dei veneti in senso di maggiore autonomia, la risposta da Roma era sempre quella: è una istanza di carattere leghista, quindi prettamente circoscritta ad un ambito politico. È emerso invece dalla consultazione referendaria, ed è il motivo per cui io trovo sia sempre stata osteggiata dal governo, ed è stata osteggiata in maniera mi pare plateale, perché abbiamo visto come non solo c'è stata una carenza di informazione a livello nazionale sul tema, ma poi la richiesta di compensare l'ordine pubblico per il referendum, il fatto di non concedere l'utilizzo della scheda elettorale, tutta una serie di, se vogliamo così, ostacoli che sono stati posti, l'impugnazione in primis della legge che indiva il referendum, e ricordo che non è la prima legge che la Regione Veneto ha tentato, quindi dico già il governo centrale ha sempre ritenuto, o comunque ha avuto il sospetto che fosse un'istanza realmente del Veneto, ma finché si poteva ascriverla semplicemente alla Lega e diciamo bollarla come così una richiesta diciamo di una parte del Veneto, veniva era in qualche semplice. modo osteggiata, perfetto. Quando dopo torniamo sul tecnico. Voi come Confcommercio, come categorie produttive, vabbè, io vi dico dovete rappresentare anche un po' le altre perché ci sono e comunque si sono pronunciate, avevate un'idea ben precisa, perché?
E quindi che cosa si sente anche di dire per la situazione economica che avete affrontato, che magari in parte state ancora affrontando perché non tutto è stato risolto? L'esigenza è quella di riuscire a recuperare, tentare di agganciare la ripresa. In un contesto come questo, dove le normative statali, la burocrazia è ormai a livelli assurdi, come anche la tassazione, o cerchiamo di poter differenziare, valorizzando i territori che possono correre per poter anche trascinare gli altri, ma senza legarli alle condizioni che oggi non sono più accettabili per lo sviluppo economico. Su questo noi ci siamo espressi in maniera molto chiara, per cui cittadini e imprese, l'esigenza è quella di poter contare su una normativa, su una capacità di governo della nostra economia in maniera molto più forte e precisa, e con una vicinanza maggiore tra il centro decisionale e chi poi deve attuare le attività economiche. Il discorso di metterla come è stata un po' sullo statuto speciale, come vi vede in questa noi subiamo un pochino una concorrenza un po' sleale, perché siamo accerchiati da regioni a statuto speciale, per cui situazioni che nel sistema del commercio, dell'imprenditoria, dell'innovazione, del turismo abbiamo condizioni sicuramente deficitarie rispetto ai territori vicini, e questo non si riesce a capire come poter gestire al meglio lo sviluppo economico quando partiamo da situazioni non viene mica percepito bene da Roma questo, però non è compreso per le categorie produttive. Dice, sì, vabbè, loro hanno le loro autonomie, sì, indipendenza, eccetera, però voi invece ne risentite. Sì, ma l'Italia è lunga, ci sono situazioni diverse. In una crisi così pesante che ha colpito il nostro territorio, pesantissimo, migliaia di imprese chiuse, un alto livello di disoccupazione, qualcosa che era sconosciuto solo a 8 anni fa, 10 anni fa, per cui in un contesto così pesante oggi c'è la necessità di dare una svolta, c'è anche un segno anche di rivincita quasi delle imprese. Non dobbiamo smorzare questo tentativo di rilanciare, di voglia di fare impresa, che sta scemando proprio perché siamo trascinati giù, zavorrati da un sistema di tassazione che non porta benefici. Non è solo l'alto livello di tasse, è la mancanza di restituzione di opportunità e di servizi, e questo comincia ad essere insopportabile. La richiesta di poter avere una maggiore autonomia è frutto proprio di questa necessità di poter creare risposte idonee al contesto per lanciare e sviluppare l'economia. Chiarissimo. Come vi siete pronunciati invece voi? Socialisti sostanzialmente. Il Partito Socialista Italiano si è pronunciato per primo fin dall'inizio a favore dell'astensione. Perché? Spiegateci un po' la ragione della vostra posizione e poi la reazione adesso al risultato. Partiamo con ordine. A favore dell'astensione con convinzione, nel senso che abbiamo visto l'inutilità del quesito referendario e a domanda inutile non esiste risposta utile. Nel senso che se a lei chiedessero se può uscire la mattina a fare colazione, lei non risponderebbe né sì né no, lei direbbe io questa possibilità ce l'ho già. La regione del Veneto, come tutte le regioni, escluse quelle a statuto speciale perché godono di una diversa e maggiore forma di specialità per l'appunto, hanno la possibilità di intavolare una trattativa con il governo, sentiti gli enti locali, per ottenere maggiori forme e condizioni particolari di autonomia, che è esattamente il quesito referendario, è la previsione dell'articolo 116 della Costituzione ed è il motivo per il quale la Corte Costituzionale ha salvato questo quesito referendario unico tra i 5 che erano stati proposti. La nostra posizione è stata quella di chiedere, prima che si svolgesse il referendum, al Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, di attivare questa procedura per una maggiore autonomia a favore della Regione del Veneto. Quindi, saltando il passaggio del referendum, come era suo potere, congiuntamente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, e come sarebbe stato senz'altro opportuno fare, anche perché lui dice ma mi serviva una legittimazione politica, non è vero? La legittimazione politica gli era stata data in primo luogo al momento dell'elezione a Presidente della Regione del Veneto. In secondo luogo avrebbe molta più legittimazione politica una richiesta concorde da parte dell'intero Consiglio regionale,
Quindi intero Consiglio regionale sul quale si poteva lavorare, perché sappiamo che le istanze autonomiste non sono appannaggio della Lega o di altri partiti dichiaratamente indipendentisti. Quindi esistevano queste possibilità e c'erano state aperture direttamente dal Partito Socialista in questo verso. Non è stato fatto. Non è stato fatto, ritengo, per motivi propagandistici, cioè per anticipare una campagna elettorale rispetto alle elezioni che verosimilmente si terranno a marzo. Le chiedo anche, faccio un po' questo discorso, siamo in Italia, quindi non siamo in Germania, non siamo in un altro paese, quindi in Italia funziona un po' così e lo sappiamo, l'abbiamo visto, quando, anche della reazione stessa di Renzi, che non, quando c'è un esito di un certo tipo di movimento di popolo, come è stato il referendum, che appunto ha fatto sì che Renzi desse le dimissioni, che non se l'aspettava così tanto, hai una forza, diciamo, maggiore, perché altrimenti, come succede in Italia, dicevo, sì, prendono in considerazione ma poi posticipano a chissà quali tempi. Potrà succedere lo stesso, però è stata un'azione, diciamo così, forte, non politicamente, popolare forte, cioè il popolo chiede questo. È la stessa reazione che c'è stata post referendum renziano, è stata quella che poteva accadere col referendum della CGIL, che è stato glissato risolvendo subito la questione, che lo temevano fortemente. Quindi forse nel nostro paese questi movimenti di popolo, questi gli unici che ci restano, perché non è che si vada a votare adesso abbastanza di frequente, hanno un'azione psicologica condizionante, cioè ti danno un presegnale, attenzione che qui, dopo voglio analizzare questo, c'è un malessere forte, non è un malessere politico, non è che te lo chiede un consiglio regionale a stampo leghista, perché comunque non te lo chiede una forza politica o istituzionale, te lo sta chiedendo la gente. E questo tocca le corde politiche nazionali, l'abbiamo visto, altrimenti non avrebbe fatto, cioè non pensa che ci possa essere questo, dopo poi vi faccio... Senz'altro, condivido con lei sul fatto che, in realtà non è molto tempo che non andiamo a votare, saranno tra poco 5 anni che non andiamo a votare, è vero che si sono succeduti nel frattempo diversi governi, ma sono sempre 5 anni che non andiamo a votare. È vero pure che non andiamo a votare, ma che viviamo in una campagna elettorale permanente, il che acuisce il problema. Perché, vede, il popolo è titolare della sovranità, in base all'articolo 1 della Costituzione. I voti vengono dati dai singoli individui. Il popolo ha un malessere che nel momento in cui viene interpretato è necessariamente snaturato. I singoli individui hanno dei malesseri individuali, reali e concreti. Io penso che il singolo individuo, da ciascuno a ciascuno, abbia una motivazione diversa per fare o non fare una determinata scelta politica. Accomunare sotto la concezione di popolo, che è un concetto che si presta a essere stiracchiato da una parte e dall'altra a seconda di quello che gli si vuol far dire, trovo che sia fuorviante. Io ho questa convinzione. Per cui, se vogliamo ritenere che ci siano condizioni individuali generalizzate in Veneto, dico generalizzate perché superiori alla maggioranza del 50% più 1, sono perfettamente d'accordo e non ci sono dubbi sul fatto che debbano essere analizzate e capite. Non è detto che siano tutte manifestazioni di malessere, ecco, in questo senso. Ecco, questo va benissimo, questo lei già ci ha dato il lascio, un aspetto che dopo andiamo a analizzare, dopo gli do ancora la parola. Senz'altro. Diego Moschini, lei invece rappresenta da una parte categorie produttive, piccoli imprenditori, aziende, dall'altro famiglie, diciamo comitati territoriali, eccetera, quindi è trasversale. Molto trasversale. Molto trasversale, esatto. Che cosa ci dice al riguardo? E voi in qualche modo, non penso potevate pronunciarvi, eccetera, però che idea si è fatto? E quindi il là ulteriore del Presidente Luca Zaia sulla specificità e quindi legge statuto speciale, la Regione Statuto Speciale, cosa ne pensa? Ma sa, siamo un po' circondati da regioni a statuto speciale, noi come Veneto, perché siamo lì proprio in mezzo. E non nascondo il fatto che alcune regioni, il Trentino Alto Adige in particolare, ad esempio per le cure odontoiatriche rimborsa completamente il costo al loro cittadino. Quindi sono argomenti che sono difficili da trattare con delle persone che sono sempre state abituate a mettere le mani in tasca e a tirarsi sulle maniche quando è il momento di farlo, cioè tutti i giorni. L'impressione che ne abbiamo tratto in queste settimane, ma in particolare dal 2009 a qua, cioè da quando siamo entrati in quella fatidica crisi fine 2008 a oggi,
dove abbiamo perso circa 26.000 imprese e abbiamo perso circa 120.000 posti di lavoro, qualche domanda la gente ha cominciato a farsela e soprattutto dal 2012 in avanti qualche domanda in più in maniera molto più stretta sicuramente se l'è fatta. Come mai non andiamo a votare? Come mai c'è questa successione di governi che noi non abbiamo ancora capito perché? 1200 William Shakespeare, che epoca terribile, quella in cui degli idioti governano dei ciechi. Ora pare che questi ciechi abbiano alzato lo sguardo e possano finalmente dire ma ci siamo anche noi e anche noi vogliamo dire qualche cosa. Questo qualche cosa sembra che domenica sia stato detto in maniera piuttosto forte. Vero è che un 40% non si è espresso e quindi questo 40% lascia qualche perplessità e qualche buco ovviamente. Il buco può essere, è un 40% che ha radici diverse da quelle venete o è un 40% che non ha voluto in nessuna maniera partecipare a questa consultazione e quindi esimersi da quello che è un diritto-dovere civico, perché io sono chiamato a darti una mia espressione, te la do. Ecco, lei ha toccato un altro tema che dopo andremo a vedere, lei ha parlato di radici, quindi punta anche su questo aspetto qui, secondo lei? Io punterei anche su questo aspetto. Le famiglie che con noi lavorano e ovviamente partecipano, un senso di appartenenza. Abbiamo un mix di famiglie che sono di radici venete ma anche non venete, quindi io parlo di gente che vive e lavora nel Veneto. Quindi senza parlare, veneticità, quindi senza parlare di popolo o di genti venete, ma di persone che ci lavorano e ci vivono. Ecco. Quindi un sentimento di questo tipo, perfetto. Ritorniamo sull'argomento, andiamo prima in pubblicità, veramente pochissimi secondi, poi siamo di nuovo con voi.